Cerchiamo di prendere posto così iniziamo in orario. Sì, sono qua. Bene, riprendiamo con la sessione conclusiva di questa bellissima giornata. Rotti su Fossil Mantle Sediments Interface recognized in the Western Alps metaophyolites, a key to unravel the accretion mechanisms of the Jurassic Tethys Ocean. Grazie Paola. Sente? Sì. Ok. Volevo ringraziare innanzitutto il comitato organizzatore per l'invito e volevo rivolgere un saluto ai due festeggiati, professor Sassi, se per caso ci segue, e Giorgio Vittorio, che non vedo in sala ma è dietro. E comunque volevo ringraziarlo. Giorgio è stato mio docente quando studiavo a Padova e quindi è stato mio relatore di tesi sia di laurea che di dottorato e quindi ecco Giorgio, ti ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato, ti considero il mio maestro e per la passione che mi hai trasmesso per la geologia delle Alpi. Passiamo alla presentazione in cui vi parlerò di alcune ricerche che sto effettuando in questo momento. Abbiamo uno schema tettonico della catena alpina. Nella catena alpina le ofioliti rappresentate in blu sono delle unità interposte tra le unità continentali del sistema pennidico in azzurro e del sistema austroalpino che vediamo rappresentati in rosso o in marrone. Esse derivano dalla chiusura del bacino giurassico della Tetide occidentale coinvolta nella subduzione. Subduzione che è attestata dall'abbondante presenza di eclogiti che sono particolarmente diffuse nelle Alpi occidentali, nonché dai risultati di esperimenti di sismica riflessione, come abbiamo poi visto questa mattina, con la presenza di riflettori immergenti verso sud-sud-est e il decoupling della MO, che poi si riferisce comunque alla successiva collisione della catena. L'area di studio, dicevo, è posizionata nelle Alpi occidentali. In particolare siamo dove le ofioliti sono comunemente suddivise in due unità principali. L'unità di Zermatt-Sass, costituita da associazioni litologiche tipiche della litosfera oceanica e con un'impronta metamorfica alpina di alta pressione e ultra alta pressione, e l'unità del Comben, vediamo in blu l'unità Zermatt e in bianco l'unità del Comben. L'unità del Comben è in gran parte costituita da metasedimenti con un'impronta metamorfica alpina predominante in facce scisti verdi e qualche relitto di scisti blu. L'area di studio è ubicata nella Valle d'Aosta meridionale, dove le ofioliti sono generalmente comparabili all'unità Zermatt-Sass. In realtà poi sono state distinte altre sottounità. Queste ofioliti sono strettamente associate a scaglie continentali del sistema austroalpino in giallo in questa figura.
Le unità Zermatt-Sass e Combin, definite negli anni 60 e 70, sono state attribuite a porzioni paleogeografiche diverse. Diciamo che lo Zermatt-Sass viene attribuita ad una unità oceanica più interna, mentre l'unità del Combin è più marginale e attribuita ad una struttura, ad una posizione molto vicina al margine continentale. Questa ricostruzione poi è stata perfezionata negli anni e rivista, tanto più che, soprattutto grazie allo sviluppo delle ricerche in geologia marina, negli ultimi 20-25 anni molti autori hanno evidenziato le forti affinità esistenti tra le ofioliti della Tetide occidentale, sia quelle liguri che quelle piemontesi, con la litosfera oceanica prodotta in contesti di dorsale lenta, come ad esempio la Mid-Atlantic Ridge. Infatti in questi contesti la litosfera oceanica è in gran parte costituita da peridotiti di mantello, intruse molto spesso da masse gabbriche. Vediamo tra l'altro nell'immagine qui a destra un esempio di carota ottenuta durante la spedizione dell'ODP nell'Oceano Atlantico, l'espedizione 304-305 nell'Atlantis Massif, peridotite intrusa appunto da una vena di gabbro. Dicevo, prevalenza di peridotiti di mantello comunque, quasi totale assenza di un complesso di dichi basici, scarsa abbondanza, diciamo, di basalti e poi sedimenti. Nei contesti a dorsale lenta si ha molto spesso l'evidenza di esposizione di mantello sul fondale marino. Anche nelle Alpi occidentali vi sono evidenze sia di strutture oceaniche fossili, quindi relitte, come ad esempio le detachment fault, ma anche evidenze di esposizione di mantello sul fondo marino. Queste sono state evidenziate sia in Francia, quindi in Corsica, nel Queyras, nello Chenaillet, e più recentemente nel Monviso, ed inoltre nelle Alpi nord-occidentali nell'area del Monte Avic. L'area di studio è posizionata in effetti nell'alta valle, quindi siamo molto prossimi all'area del Monte Avic, che è un massiccio serpentinitico molto esteso, ha un'estensione di circa 250 km quadrati, costituito appunto da serpentiniti intruse da metagabbri e filoni rodingitici, recentemente interpretato come evidenza di mantello esposto sul fondale marino grazie alla presenza di oficalciti molto ben esposte nelle cave di Châtillon e di Saint-Denis. Nell'area di studio, che vediamo in questo sketch tettonico, le serpentiniti in grigio sono strettamente associate a calcescisti in azzurro, e il contatto tra serpentiniti e calcescisti è contraddistinto, è sottolineato da un'unità di mélange serpentinitico, che è l'oggetto delle ricerche, e che ha un'estensione di circa, diciamo, ettometrica, quasi chilometrica. In realtà questa unità poi si estende più a ovest verso la zona di Cogne dell'Alta Valle dell'Ourtier. Benissimo, quindi io ho cercato di rappresentare in modo sintetico la sequenza ofiolitica nell'area di studio, comprendendo anche il Monte Avic, quindi dal basso verso l'alto potremmo dire che la sequenza è costituita da serpentiniti intruse da masse gabbriche e filoni rodingitici, passanti verso l'alto a oficalciti, sigillate poi da un orizzonte metasomatico. Questo orizzonte metasomatico è costituito, abbiamo un'immagine qui in alto, da rocce a carbonati e minerali tipo tremolite, clorite, anche actinolite e clorite. Vediamo nell'inserto qui in alto un esempio di una foto presa al microscopio di queste rocce a carbonato e minerali femici. Nell'immagine qui sotto invece abbiamo un esempio di queste serpentiniti interpretate come proto-oficalciti, perché intersecate da questo network di vene di serpentino e di carbonati.
Al di sopra dell'orizzonte metasomatico abbiamo il nostro melange serpentinitico. Vediamo di che cosa è costituito. È un'unità in cui abbiamo cercato di ricostruire, quindi dal basso verso l'alto litostratigrafico. Essa è costituita da marmi biancastri e calcescisti che sono intercalati a livelli decimetrici di brecce serpentinitiche, in gran parte con matrice carbonatica. Queste brecce hanno vari aspetti, varia pezzatura. Ad esempio qui abbiamo alcuni esempi di meta-areniti, proprio in base alle dimensioni dei clasti, sempre con clasti serpentinitici in matrice carbonatica. Un esempio invece di clasti leggermente più grandi come dimensioni sono brecce ben fogliate con una matrice carbonatica, quindi brecce a supporto di matrice. In questo caso invece abbiamo delle brecce a supporto clastico. Nell'inserto un'immagine al microscopio di questi clasti serpentinitici immersi in una matrice carbonatica a calcite. Recentemente alla microsonda ho trovato dei relitti di dolomite. Verso l'alto le brecce diventano più caotiche, troviamo dei blocchi decimetrico-metrici sempre di serpentiniti che danno quindi un'immagine, diciamo, di una breccia con una scarsissima selezione. Il top del melange termina con questo insieme caotico, sempre costituito da blocchi serpentinitici di varie forme, rotondeggianti, irregolari o budinate, immerse in una matrice costituita da calcescisti o marmi fogliati. Nell'insieme questa associazione litologica dà proprio l'idea di una struttura tipo blocking matrix. Il melange verso l'alto dà calcescisti che dapprima sono impuri per la presenza di clasti centimetrici di scisti attinolitici e tremolitici, e passanti questi verso l'alto a calcescisti di tipo fliscioide, chiamiamoli pure calcescisti post-rift, visto che è di moda questo termine. Abbiamo invece qui nell'inserto un'immagine al microscopio di un bel esempio di pseudomorfosi centimetrica di aggregati di mica bianca e epidoto sull'ausonite oramai non più stabile. Ok. La pseudostratigrafia interna del melange è sistematica e riconoscibile alla scala della, diciamo, cartografica. Qui abbiamo uno stralcio della carta al 5000 che sto facendo, qui abbiamo la traccia della sezione e lungo questa traccia la pseudostratigrafia è riconoscibile, anche se chiaramente lo spessore del nostro melange varia, sicuramente per gli effetti delle fasi deformative alpine. Infatti il melange è stato interessato da una pervasiva deformazione alpina e ricristallizzazione metamorfica durante la subduzione, che ha prodotto delle fasi particolari, quindi con sviluppo, come sappiamo un po' in tutte le Alpi occidentali, di pieghe isoclinali e budinage, legati ad una fase che io ho chiamato D2 perché deforma una scistosità più vecchia S1 e sviluppa invece una scistosità S2 che è estesa alla scala regionale. Sono state riconosciute poi delle fasi sincolisionali, pieghe aperte non scistogene e delle strutture tipo SC, quindi sono strutture che noi abbiamo attribuito, dico noi perché questa ricerca viene svolta insieme a dei colleghi di Torino, quindi viene attribuita alla fase di backtrust, cioè il famoso retro-charriage dei francesi. Ok, allora potremmo dire che nonostante la pervasività della deformazione alpina e della ricristallizzazione metamorfica, riconosciamo all'interno di questo melange serpentinitico una sorta di pseudostratigrafia. La presenza delle brecce poorly sorted, cioè a scarsa selezione, e della struttura blocking matrix ci suggerisce che il melange potrebbe essere riferito ad un contesto di processi gravitativi con trasporto in massa, chiaramente legati ad un setting tettonico tipo tettonica distensiva con esumazione del mantello. Quindi ci
pensiamo di proporre un modello concettuale, scusate, che prevede l'interpretazione. Il melange potrebbe essere, a nostro avviso, potrebbe costituire un relitto fossile dell'interfaccia mantello-sedimento del bacino oceanico giurassico, ora scollato naturalmente dal proprio basamento che è costituito dal massiccio serpentinitico del Monte Avic. Questo tipo di relazioni basamento-copertura si riferiscono per forza ad una litosfera estesa, quindi soggetta a tettonica distensiva, che compone azione sul fondo oceanico del mantello. Sulla destra vedete un cartoon molto schematico preso da un lavoro già pubblicato e che ricostruisce l'ambiente geodinamico che può favorire lo sviluppo di questo melange. Qui notate le peridotiti di mantello messe in posto con esposizione sul fondale, quindi è una ricostruzione geodinamica giurassica questa, peridotiti intruse da gabbri e poi soggette a tettonica distensiva in cui le faglie normali possono dar luogo a attivi. Quindi come prime conclusioni potremmo dire che il passaggio transizionale che abbiamo osservato tra basamento serpentinitico, ficalciti e brecce serpentinitiche potrebbe rappresentare il relitto fossile dell'interfaccia basamento-copertura della nostra tetide giurassica. Quindi abbiamo riscontrato un relitto importante che, anche se diciamo disaccoppiato attualmente dal proprio basamento rappresentato dal massiccio del Monte Avic. Quindi, nonostante la pervasività della tettonica alpina e della ricostruzione metamorfica, abbiamo potuto ricostruire una sorta di litostratigrafia, di pseudostratigrafia interna. A nostro avviso la presenza di brecce poorly sorted, quindi a bassa selezione, e di strutture blocking matrix potrebbero essere ricondotte a processi gravitativi con trasporto in massa con messa in posto rapida, come già aveva discusso Lockwood già nel 71 in un lavoro dedicato proprio ai melange serpentinitici. Inoltre abbiamo visto che i blocchi serpentinitici del melange sono in gran parte, appunto, sono monogenici, quindi sono in gran parte costituiti da serpentiniti. Io sul terreno non ho ancora, mi piacerebbe trovare, non ho ancora visto blocchi di metagabri o altre rocce. E quindi pensiamo che questo melange si sia impostato su un basamento costituito in gran parte da serpentinito, okay? In un contesto caratterizzato da tettonica distensiva, quindi siamo in una dorsale oceanica, potremmo essere lungo le pareti della Rift Valley oppure vicino a un Oceanic Core Complex oppure all'interno di faglie trasformi, poi chiaramente evolute nella zona di subduzione. Quindi potremmo invocare dei meccanismi di accrezione confrontabili con quelli che oggi intervengono nelle dorsali medio-oceaniche a bassa velocità di spreading. Quindi i nostri risultati in modo contribuiscono a definire la fisiografia del fondale oceanico della tetide giurassica. Chiaramente questo comporta anche delle implicazioni di tipo geodinamico. Ad esempio, pensare al ruolo delle serpentiniti come riserva di grandi quantità di acqua. Inoltre, un'altra implicazione importante può essere l'evoluzione geochimica non tanto delle serpentiniti, quanto dell'associazione stretta tra serpentiniti e sedimenti, coinvolti chiaramente nel ciclo geochimico legato alla subduzione. Quindi, come sviluppi futuri, prevediamo, in collaborazione con colleghi di Genova, in particolare con Marco Scambelluri, che parlerà tra poco, pensavamo di focalizzare proprio i nostri studi sugli aspetti petrologici geochimici delle serpentiniti e delle interazioni tra le serpentiniti e i fluidi che derivano sia dalla deserpentinizzazione ma anche dalla compattazione dei sedimenti, quindi con lo scopo di ricostruire la composizione del protolite e della sua evoluzione nelle zone di subduzione. Grazie per la cortese.
Grazie Paola, c'è tempo per una domanda? Roberto? Ci sono le stesse cose che quando hanno ripulito si sono viste splendidamente e adesso sono ricoperte dalla vegetazione, ma ci sono esattamente le stesse cose. Ci sono dei livelli di marmi bianchi, per esempio, dove lui ha fatto la tesi. Ecco anche. Paola, parla al microfono per favore. Stiamo parlando di un contatto calcescisti serpentiniti all'altezza di Montjovet, no? Giusto? Ok, allora io mi ero sempre ripromessa di vedere solo sopra la galleria, bisogna accedere credo da dietro, sotto. No, invece sotto l'autostrada con Giorgio, è stato Giorgio a farmi vedere quelle rodingiti bellissime che sono nella centrale Enel, quindi no, mm, sì, 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 sì. Certo, no, no, ma infatti è troppo importante cercare proprio questi contatti diretti tra basamento serpentinitico, cioè mantello, e coperture sedimentarie. Grazie, dobbiamo passare alla prossima presentazione che è da parte di Davide Bertolo e Bruno Monopoli e riguarda il foglio 70 Monte Cervino. Buonasera a tutti, io sono Bruno Monopoli, parlo a nome mio e anche di Davide. Eh, io inizio per il mio professore di tesi, che è Giorgio. Diciamo che non ho usato delle foto di tanto tempo fa, che diciamo sono passate tipo dal 1900, ero in tesi nel 1990, ma sono foto molto recenti in cui c'è Giorgio, e tra parentesi nella foto centrale c'è Giorgio al Col de Chavannes con il figlio Giovanni, quindi un'altra generazione di geologi, la quarta diciamo, e su quella in fondo c'è la freccia, c'è Giorgio, e sempre sul Chavannes, sul Col Chavannes, davanti a Monte Bianco, nel suo ambiente, e direi che insomma è stato insomma, una persona che ha diciamo, una passione, cioè a parte la competenza, tutte le altre cose, ma una passione per la geologia smisurata, e il fatto che a quest'età sia ancora in giro per i monti. Questa foto è di un mese fa, giusto per avere un ordine di grandezza, gli fa onore e ci fa sperare a tutti noi che siamo un po' più giovani, insomma, di poter andare avanti ancora un bel po', ecco. Quindi lo ringrazio per questo e poi inizio la presentazione, scusate. Ok, diciamo che inizio parlando non tanto del foglio geologico Cervino, ma quanto della geologia e della cartografia geologica della regione Valle d'Aosta, che diciamo è iniziata negli anni 90, metà anni 90, con il progetto CARG, finanziato allora da APAT, ora da ISPRA, e con l'assegnazione dei primi 3 fogli geologici in Val d'Aosta, il Courmayeur, l'Aosta e lo Châtillon. Fogli geologici al 50.000 e poi successivamente con il foglio che è l'oggetto poi di quello che discuteremo dopo. Quindi diciamo che il progetto diciamo, cartografico regionale è iniziato con l'aiuto, cioè sotto l'input della geologia nazionale, ha portato al rilevamento appunto di questi 4 fogli geologici. Una volta che diciamo, sono chiusi i finanziamenti da parte della nazionali, la regione Valle d'Aosta, insieme anche a altre regioni in Italia, ha diciamo, deciso di continuare in proprio i rilievi per cercare di arrivare alla copertura completa del proprio territorio.
questo tipo di progetti, diciamo che hanno la caratteristica di avere le stesse specifiche, la stessa struttura, diciamo, gli stessi obiettivi di quelli del progetto Carga, quindi si basano sugli stessi principi, sulle stesse specifiche e hanno come obiettivo un giorno quello di poter, se il progetto ripartirà, tra parentesi qui ci sono anche molti rappresentanti dell'ISPRA, che ringrazio di essere venuti, se dovesse ripartire, diciamo, questi fogli sono stati fatti con degli standard conformi a quelli previsti dal progetto Carga. Per quanto riguarda questi 3 fogli, i primi 2, il Monte Rosa e Verres, sono già conclusi da tempo. Il Gran San Bernardo, che è l'ultimo, su cui sono già finiti i rilievi, adesso stiamo praticamente cercando di concludere l'attività di restituzione e, tra parentesi, è possibile, se la Regione Valle d'Aosta finanzierà il progetto, di pensare di poterlo, diciamo, stampare, realizzare sotto il patrocinio ISPRA. Perché? Perché è l'unico dei fogli rilevati che è completamente in territorio regionale e quindi potenzialmente stampabile e utilizzabile completamente, mentre invece gli altri fogli che mancano, che poi è la successiva, e il foglio Verres e Monte Rosa chiaramente hanno delle parti in Piemonte e quindi diciamo questo è quello che ancora manca o che c'è da fare più che manca a livello di rilievi chiaramente all'interno di questo progetto, non che manchino i rilievi, e diciamo che solamente per dare un ordine di grandezza occupa il 16% del territorio regionale, quindi insomma in realtà la gran parte del territorio è stata coperta da rilievi recenti alla scala 1 a 10.000, 25.000 e 50.000, ma poi dopo magari ne parleremo in seguito in riferimento a quello che è il foglio Cervino, che come modalità realizzativa è conforme con tutti gli altri. Una cosa importante ancora, diciamo, che nel 2010-2011 la Regione si è resa conto che il patrimonio geologico nei termini di rilievi appunto fatti ex novo da personale abbastanza competente sotto la responsabilità di professori universitari, avevano tipo il 75% del territorio regionale coperto da rilievi. Chiaramente rilievi fatti in un arco di tempo abbastanza lungo perché il progetto è iniziato a metà degli anni 90, quindi stiamo parlando di 15 anni dopo. Si è iniziato a lavorare quando ancora non c'erano degli strumenti come ortofoto, modelli numerici, i sistemi erano poi particolarmente noti, quindi in realtà c'era una banca dati che era abbastanza disomogenea, nel senso che esistevano alcuni originali addirittura manoscritti e quindi hanno deciso di cercare di fare un continuum geologico, cioè di creare una copertura continua del territorio al 10.000 e nel 2014 con un convegno hanno diciamo, presentato questi dati che sono l'indirizzo sono attualmente diciamo, consultabili e hanno creato un portale di geologia, che è una cosa molto importante perché è diciamo, un primo step per la gestione delle informazioni geologiche in maniera moderna. Ci sono varie possibilità, attualmente sono chiaramente, siccome si è partiti da zero, ci sono ancora alcune cosette da sistemare, però sicuramente è un primo step importante anche perché soprattutto si è cercato di dare una continuità ai rilievi esistenti. Quindi in estrema sintesi siamo partiti dalla realizzazione di progetti che avevano un obiettivo di fare un 25.000 e di stampare un 50.000, una banca dati al 25.000 e una carta geologica con relative note illustrative al 50.000, ma come sottoprodotto si è ottenuto una copertura del territorio alla scala 1 a 10.000. E quindi questo adesso diciamo mi dedico all'oggetto di questa presentazione, che è la pubblicazione del Monte Cervino, che è stato stampato questo settembre. Voi avete ricevuto in anteprima una copia di quello che è stato
del risultato finale. È un progetto che è durato parecchio tempo, che ha richiesto molto impegno e sostanzialmente qui in estrema, cerco di essere molto breve, diciamo, puntualizzo quali sono le attività principali che vengono fatte per realizzare un foglio carghe. Quindi abbiamo l'analisi chiaramente della letteratura e cartografia esistente, un rilievo geologico ex novo alla scala 1 a 10.000 e relative analisi specialistiche, sezioni sottili e tutto quello che consegue. Dopodiché tutta questa analisi di campo viene convogliata all'interno di un sistema informativo su base GIS e si crea un dataset abbastanza complesso che ha, tra parentesi, varie scale di riferimento, perché c'è un 10.000 su specifiche regionali. Cioè la regione ha deciso di crearsi una sua banca dati con delle sue specifiche, che sono simili ma non perfettamente sovrapponibili a quelle previste nell'ambito carghe, perché nell'ambito carghe, voglio dire, c'è tutto un aspetto cartografico, la restituzione per arrivare alla stampa, ma c'è tutta anche una parte estremamente importante di database al 25.000 e quindi la creazione di un dataset al 25.000 che ha delle specifiche estremamente rigide e che chiaramente fa parte della consegna finale del foglio. Quindi si portano avanti questi 3 database al 10.000, 25.000, 50.000, chiaramente così è estremamente semplice e chiuso anche abbastanza velocemente. Chiaramente il passaggio da una scala all'altra è un passaggio molto importante, perché quello che è, diciamo, la parte più rilevante è quella di cercare di mantenere il contenuto informativo costante, quindi al passaggio di scala si cerca di sfoltire le informazioni in maniera tale da non perdere le informazioni geologiche. Quindi è un lavoro abbastanza lungo. Poi chiaramente c'è la realizzazione delle note, profili geologici, schemi a margine, tutti quelli che sono gli elementi a margine della carta geologica che permettono di facilitare la lettura della carta geologica. Quindi si finisce, una volta che si è arrivati in fondo, si arriva a fare l'allestimento cartografico. Anche questo è un allestimento che ha dei dettami estremamente precisi da parte di ISPRA, quindi non si inventa nulla, si deve seguire un protocollo abbastanza definito. E una volta fatto il layout cartografico si arriva finalmente alla stampa, sia per quanto riguarda la carta sia per quanto riguarda le note illustrative, si arriva alla realizzazione del foglio così come l'avete in mano. Questo in generale. Per quanto riguarda nello specifico il foglio Cervino, ha alcune, diciamo, specificità che anche vogliono un attimo giustificare il fatto che sia stato un passaggio abbastanza lungo tra la fine dei rilievi e la pubblicazione dello stesso. Come caratteristiche abbastanza peculiari, primo step è quello che il foglio geologico è completo. Il foglio geologico, diciamo, ha sia la parte italiana, che è la parte predominante, lì mi pare c'è scritto 423 km, ma c'è anche il settore svizzero. Quindi è una carta geologica ufficiale italiana che copre anche il settore limitrofo. Questa è una cosa abituale per i nostri colleghi vicini, però noi generalmente al confine. Questo mi pare un'ottima cosa. Chiaramente è stato possibile perché Giorgio aveva collaborato a suo tempo alla realizzazione del foglio Matterhorn e lo Chariot al 25.000, che sono stati poi la base che abbiamo usato. In particolare questo lavoro l'ha fatto Alessio Schiavo, per realizzare appunto in collaborazione anche con i colleghi svizzeri, per fare la copertura completa del foglio. Un altro problema, diciamo, che ha richiesto abbastanza tempo per essere risolto è la base topografica. Sembra una stupidaggine, ma chiaramente quando è stato finanziato il foglio, in teoria l'IGM, l'Istituto Geografico Nazionale, avrebbe dovuto fare un foglio geologico, cioè avrebbe dovuto fare il foglio topografico. Contestualmente al finanziamento del foglio, di fatto l'IGM ha smesso di produrre questo tipo di prodotto. Quindi ci si è trovati a non avere la base topografica al 50.000 per poter arrivare alla stampa della cosa. La Regione, siccome poi ISPRA per questo tipo di cose potrebbe essere organo cartografico, cioè potrebbe fare una sua base topografica per essere usata in questo progetto, la Regione
Valle d'Aosta ha effettivamente realizzato un po' di tempo fa un foglio cioè una base topografica al 50.000. Questa base topografica poi in realtà non è stata utilizzata perché abbiamo avuto dei grossi problemi, diciamo, in fase di collaudo da parte dell'ISPRA e alla fine, fortunatamente, abbiamo usato la base degli svizzeri e quindi abbiamo usato la Swisstopo che ci ha permesso, diciamo, di stampare il foglio e di chiudere il lavoro dall'inizio alla fine. Un'ultimissima particolarità del foglio geologico, se voi avete visto il foglio che vi abbiamo consegnato e avete visto altri fogli geologici, vi sarete resi conto che la nota illustrativa è estremamente contenuta e c'è un CD-ROM. Questo perché le note illustrative originali che sono appunto comprese nel CD-ROM, sono visualizzabili, sono estremamente estese e quindi andavano diciamo al di là di quello che era la normale contenuto idoneo a essere pubblicato e in collaborazione con ISPRA, col professor Dal Piazze e con la regione autonoma Valle d'Aosta abbiamo deciso di fare due layout di stampa. Uno è il layout che avete visto, come siamo messi come tempo? 5 minuti ancora? Uno è quello che avete visto, che praticamente è all'interno con la stessa struttura del foglio carghe e con il CD-ROM, mentre invece a breve sarà stampata all'interno delle memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia di ISPRA una monografia in formato A4 con la carta, quindi ci saranno diciamo due layout diversi e questi diciamo per quanto riguarda le cose, io poi qui avevo un po' di aspetti geologici, sinceramente molte di queste cose sono state già descritte precedentemente con più dettaglio, comunque sostanzialmente qui sotto si vede nella parte B della figura si vede diciamo, il prisma collisionale australpino penidico dove è inquadrato il Matterhorn, si vede in centro e quindi questo è il contesto geologico in cui si trova il foglio. Chiaramente siamo nella zona assiale della catena, una zona estremamente importante per la comprensione di tutta una serie di cose che poi sono state anche già descritte negli interventi precedenti. Quindi, scusate, procederei questo in estrema, cioè molto brevemente è lo schema tettonico del foglio con tutte le unità che affiorano nel foglio. Possiamo vedere nella zona centrale che è la Val Pelin tutto il basamento australpino diciamo, della zona del Dent Blanche Sostretto, poi nella zona sud-orientale abbiamo la Val Tournanche con sia il basamento australpino, il Pilonè e il Montméry Cervino, sia tutta la parte Eofioliti, Pancro, Cime Bianche, cose che abbiamo visto. Poi in ultimo, sulla sinistra, Montvoisin, e in finestra appare anche la zona pedinica media, sistema composito del Gran San Bernardo, qui con l'unità del Montfort, Montfaler e Métayer. Diciamo in estremo, adesso si potrebbe fare un discorso abbastanza lungo, ma mi sa che sono a corto di tempi, quindi passo oltre. Questo è lo schema dei fogli più o meno posizionati che si sono presenti sempre nel foglio e che descrivono diciamo, la pila delle falde in verticale, si vedono i vari rapporti, si vede un po' quello che ho detto, quindi sulla destra si vede la Val Tournanche con i rapporti di Eofioliti e Australpino superiore, sul profilo B e D si vede in finestra appunto il sistema, il Montfort, e direi che posso procedere con finale, che questo è uno sketch diciamo, del profilo, in particolare della Gran Becca. Ricordo che non è stato fatto, non è stato voluto, comunque questo è il 150° anno della salita del Monte Cervino, Giorgio compie 80 anni, ha sempre lavorato in queste zone, io ci ho fatto la tesi, insomma non è stato voluto ma ci sono una serie di circostanze. Chiudo e ho lasciato per ultimo perché sennò prima avrei avuto difficoltà. Il foglio è dedicato al nostro collega e amico Alessio Schiavo, che è mancato 3 anni fa, veramente sono passati 3 anni, ma mi sembra ancora ieri, e qui ci sono alcune foto che ci ricordano. In basso a sinistra siamo io e Alessio ai tempi della tesi, appunto, 25 anni fa, poi ci sono un po' di persone che sono qui presenti, sempre con Giovanni, insomma, io sono un po' in difficoltà a parlare perché ci ho lavorato una vita, ho fatto una tesi insieme, cioè abbiamo lavorato insieme, ho fatto una società
e posso solo dire che mi manca e quindi approfittavo di questa cosa per ricordarlo. Basta. C'è una domanda? Io avevo una domanda prima, ma hai già risposto, quindi la parte svizzera della carta è stata fornita fondamentalmente da Giorgio o c'è stata qualche collaborazione No, attuale? cioè diciamo che abbiamo fatto una collaborazione attuale che continua tuttora perché adesso che stiamo facendo... scusate, no, diciamo che la pubblicazione dei fogli Chariot e Materon è stata fatta in collaborazione con Giorgio, nel senso che aveva dato il suo supporto alla realizzazione della cartografia svizzera. Poi noi abbiamo aperto una collaborazione in particolare con Yves che dura da anni, in particolare sia per la realizzazione del foglio cervino che loro hanno verificato, insomma abbiamo avuto dei rapporti eccetera, ma in particolare per quanto riguarda il Gran San Bernardo che stiamo realizzando e che loro hanno dato un contributo importante anche su tutta la zona, diciamo, brianzonese e tutto quello che consegue. Cioè, quindi in realtà non è, cioè, è un rapporto, diciamo, lavorativo, non è un semplice trasporto di scambio di dati. Perfetto. Roberto? Avete previsto, nel caso ci fossero dei rilevamenti nuovi, di integrare le carte almeno sul sito web o no? Diciamo che il progetto è in itinere, è un primo step secondo me la pubblicazione, cioè, io spero, mi auguro e caldeggio che siano fatte queste cose, cioè, anche perché il vantaggio di usare questi sistemi informativi, GIS, la pubblicazione su WebGIS è proprio quello di rendere dinamico un oggetto che generalmente è statico, quindi assolutamente sì, per quel che mi riguarda. Inshallah. Grazie ancora. Ah, c'è una precisazione, credo. Sì, scusate, sono Davide Bertolo. Pur con le ristrettezze di budget che ci sono in questo periodo, confermo che andremo avanti, forse un po' più a rilento, ma sfrutteremo la flessibilità dello strumento GIS proprio per poter dare la possibilità di ulteriori aggiornamenti. Chiaramente ci sarà sempre bisogno dell'attività di validazione scientifica a monte, quindi è chiaro che l'attività andrà avanti per quel che ci riguarda. Perfetto, grazie ancora. Bene, passiamo al contributo di Matteo Massironi e Andrea Bistacchi. Il titolo è lunghissimo e ce lo legge lui. Allora, forse bisogna ricordare che Dal Piazza ha fondato, è uno dei fondatori del Centro di Ateneo di Studi di Attività Spaziale nel 91. Ecco perché io adesso faccio una presentazione in cui mostro come tecniche usuali nella geologia alpina hanno potuto risolvere determinati problemi che riguardano l'origine e l'evoluzione del Sistema Solare. Allora, il primo obiettivo della missione in cui sono coinvolto, che era Rosetta, era quello di capire come questi corpi, le comete, queste Arteli 2, si sono formati e come la loro struttura interna può dare delle indicazioni sull'evoluzione del Sistema Solare, cioè la nebulosa solare, il suo collasso, il disco protoplanetario e poi la sua evoluzione. Sembra una cosa molto lontana, eppure la soluzione di tutto questo in realtà parte da qua. Abbiamo qui il primo modello 3D che io conosco delle Alpi, in particolare delle Alpi nord-occidentali di Argano del 1911, che dalle geometrie di superficie riesce a interpretare in profondità, con i vari comprimenti sesto e quinto, quello che poi si vede con moderne tecniche di analisi di sismica profonda e analisi strutturale, l'appennidico, l'australpino. Cioè questa cosa del fatto che
che dalla superficie, dalla geometria in superficie, riusciamo a capire le strutture in profondità, diciamo, fa parte del nostro lavoro. Per noi, sicuramente, per me, voglio dire, un banco di prova importante per capire le strutture profonde è stato sotto la guida di Giorgio, con Andrea, Bruno, Alessio e Giovanni, praticamente noi 6, quando siamo stati coinvolti per la Galleria del Brennero. La Galleria del Brennero è una galleria di 80 km che unisce Fortezza e Innsbruck, praticamente con la sua lunghezza è una delle più grandi, più lunghe gallerie che sarà mai realizzata. E noi ci siamo trovati giovani sotto la guida di Giorgio a dover affrontare dei problemi piuttosto importanti. In una galleria, in un progetto di questo genere, bisogna essere piuttosto precisi nel capire com'è la struttura interna. Tra l'altro noi ci occupavamo solo della parte italiana, 40 km, però in questa parte italiana intersecavamo le strutture più importanti della catena, ossia questa grande faglia, la faglia che divide il Sud Alpino dal prisma orogenico in senso stretto, e queste due grandi pieghe nel margine occidentale della Finestra dei Tavoli, il Tux e il Gran Veneziano. La maniera in cui abbiamo pensato di risolvere le cose e dare un'interpretazione nella profondità è stata quella di proiettare tutte le nostre misure, considerando gli assi di pieghe e anche le sezioni polifasiche, su delle sezioni. Ecco, questo è stato fatto nel 2000, adesso viene implementato in alcuni software tipo 3D Move, ma all'epoca era assolutamente una cosa nuova. In questa maniera noi potevamo disegnare le nostre sezioni e anche dare un'idea dell'incertezza quando proiettavamo le nostre misure a varie centinaia di metri, sono 1300 metri, al di sotto del profilo topografico lungo la galleria. Quindi abbiamo proiettato le nostre misure, le abbiamo, dicevamo all'epoca, uniamo i puntini, in realtà non era proprio così, era un po' più complesso, però alla fine siamo riusciti, dalla geometria di superficie, qualche sondaggio, a ricostruire le nostre sezioni, guardarle in 3D e poi realizzare quella che poi è stata la sezione lungo la Galleria del Brennero, in cui riconosciamo il Tux e il Gran Veneziano, le due antiformi. Da qua abbiamo potuto andare oltre, ossia dalla superficie ricostruire la carta geologica al piano della galleria con le varie incertezze per quanto riguarda le faglie e i limiti geologici. E questo lavoro è stato poi pubblicato a nome di Alessio, appunto, che è mancato nel 2012, e è il risultato finale della superficie, è stato pubblicato in Journal of Maps. Siamo andati oltre, chiaramente, dalle sezioni e dalle proiezioni, abbiamo creato modelli tridimensionali in cui in questo caso vediamo l'antiforme del Tux con tutte le sue coperture, o se no siamo andati a vedere le complicazioni delle faglie e le varie intersezioni tra faglie e come le zone di danno, di deformazione, di fratturazione vicino alle faglie siano correlate alla geometria delle faglie, e tutto questo in 3 dimensioni. Ecco, questa esperienza è risultata piuttosto importante un po' dopo, quando la missione Rosetta, dopo 10 anni di percorso nello spazio, ha raggiunto la cometa Churymov-Gerasimenko, o anche detta cometa 67P. Questa è una delle immagini prese 3 giorni prima dell'inserzione in orbita stabile attorno alla cometa, in cui vedevamo abbastanza bene, risoluzione di 5 metri pixel, la cometa stessa, che è divisa in un corpo maggiore, okay, chiamato body, corpo, in un lobo minore, testa, e un collo. Il primo problema era come mai c'è il collo. Il motivo per cui c'era il collo, secondo noi all'inizio, poteva essere un'erosione per sublimazione concentrata nella zona del collo, perché probabilmente conteneva elementi più volatili, ghiaccio d'acqua o CO, CO2, che sono super volatili. Però successivamente
è attiva, vedete tutte le jet, è attiva su tutta la sua superficie. Quindi questa cosa non poteva funzionare. Allora a questo punto è arrivata la grande domanda. Bene, questa geometria anomala della cometa è dovuta alla aggregazione di corpi all'inizio del sistema solare, ossia siamo nelle condizioni di nebulosa solare o disco protoplanetario, o è dovuta dall'aggregazione sì di oggetti ma che provenivano da un unico, diciamo, corpo primordiale che ha subito una collisione catastrofica e poi è stato riaggregato. Questo in realtà, vedremo dopo, ha delle implicazioni importanti, perché vuol dire che in un caso la cometa è veramente primordiale, in un altro caso non lo è. Per capire la struttura interna in realtà si era già pensato, si era messo un radar sounder all'interno del lander. Il lander viene lanciato il 12 novembre del 2014, a una distanza di 30 km dalla cometa. Doveva raggiungere questa cometa, che ha un diametro di un paio di centinaia di metri quadri, solo che chi la lanciava era a 500 milioni di chilometri di distanza. Il lancio, questa è l'immagine di Rosetta che riprende il lander che si avvicina, questa è l'ultima immagine a 4 km di distanza dalla cometa e l'operazione funziona perfettamente. Abbiamo il touchdown e qui vediamo le impronte del touchdown, sono i piedini del lander. In tutto e per tutto questo evento ha l'importanza degli eventi, diciamo, dell'Apollo 11, il primo uomo che mette piede sulla Luna. Qui è il primo momento in cui l'uomo riesce a atterrare su una cometa. Se non che qualcosa non funziona, abbiamo un primo rimbalzo a 250 metri di altezza su una cometa che ha una gravità 100.000 volte inferiore a quella terrestre. Rischiavamo di perdere il lander, e però il lander si ritrova, lo ritroviamo qui, dopo il primo rimbalzo. Il lander fa altri 3 rimbalzi e stesso si va a incastrare in una frattura in questa situazione. E queste sono le linee di vista possibili del radar sounder. Il radar sounder doveva mandare questo segnale radar, doveva essere raggiunto, ripreso dall'orbiter e doveva dirci la struttura interna della cometa. Però se noi vediamo, tutte queste parti qua, diciamo, non sono buone linee di vista. Ci sono solo queste 2 linee di vista qui, perfette per capire dov'è il lander, ma pessime per capire la struttura interna della cometa, perché se vedete è tangenziale. Ora, per fortuna, ci è venuto incontro, diciamo, le tecniche, chiamiamole, di geologia alpina. Vediamo qui che la cometa è costituita da lineamenti che si possono vedere molto continui, e questi lineamenti sono divisi da terrazze, continui per centinaia di metri fino a chilometri. Queste terrazze sono ripetute, quindi possiamo interpretare queste terrazze come piani di strato e questi lineamenti come testate di strato. Se noi andiamo a risoluzione maggiore, questi, voglio dire, avranno uno spessore di varie decine di metri fino a centinaia di metri, ecco, se noi andiamo lì, andiamo a vedere una risoluzione maggiore, ci accorgiamo che questi strati sono costituiti a loro volta da strati di qualche metro. Bene, le comete non potevano essere costituite da strati fino a che non le abbiamo osservate qua. Cioè erano stati visti degli strati superficiali, ma non con questi spessori. Tutto sommato però la cosa è piuttosto interessante per un geologo quando si vedono delle discontinuità planari, no? Quindi questi strati sono ripetuti, sono in varie parti della cometa. Qua vediamo terrazzi ripetuti su questa area qui prospiciente al collo, e questi terrazzi li vediamo su vari livelli diversi. Se confrontiamo l'altezza di questi terrazzi rispetto a uno sferoide di riferimento del lobo maggiore, vediamo che sono allineati sulle stesse quote. Ma non solo, la cometa ha dei pozzi, vedete questi pozzi qua. Questi pozzi sono interpretati come attività endogena della cometa, di materiale molto sublimabile, che degassa e provoca il collasso del tetto. I pozzi sono di un 200 metri di diametro, più o meno stessa profondità. All'interno di questi pozzi noi ritroviamo ancora le stratificazioni.
e le stratificazioni hanno uno sviluppo apparente sulle pareti di 700 metri, che esclude completamente la possibilità che questi strati siano stati formati in termini di attività di sublimazione successiva alla cometa e di deposizione. Non solo, abbiamo nella zona della testa delle morfologie che ricordano moltissimo le questas, dove abbiamo materiali più erodibili e materiali meno erodibili che sono in successione. Questo è un esempio di quando siamo andati a rilevare con Giorgio in Marocco, in cui vediamo le sequenze permiane al di sopra del basamento precambiano con le belle questa. Bene, proviamo a confrontarle con la cometa. Queste sono le questas della cometa, in tutto per tutto simili, solo che in questo caso la differente erodibilità è dovuta al contenuto o meno di differente materiale che sublima. Anche per la testa abbiamo sviluppi importanti. Questi sono la stratificazione, è una stratificazione che è equivalente a qualsiasi parete che uno può vedere in qualsiasi posto dove ci sono anisotropie planari, per 900 metri e con fratture che la intersecano. La distribuzione di queste stratificazioni mostrano che nel lobo maggiore si formano delle specie, cioè si riescono a riconoscere degli inviluppi. Questo è per il lobo maggiore e così anche per la testa si riescono a vedere degli inviluppi. Bene, questo tipo di struttura tutto sommato mi ricorda una struttura che classicamente è costituita da sviluppi, ossia una cipolla. Ora è chiaro che questo non poteva bastare e allora lì siamo tornati, diciamo, ai classici metodi di geologia alpina, ossia misuriamo gli strati, misuriamo le terrazze, misuriamo le questas, creiamo dei piani di best fit in 3 dimensioni su terrazzi questas e vediamo come sono disposti e effettivamente ci accorgiamo che i 2 oggetti sono ben separati e distinti tra loro. Ancora non era chiaro questo, si riesce a vedere in questo momento qua. Ma facciamo un passo in più e usiamo proprio la stessa identica tecnica che è stata utilizzata per la galleria del Brennero, ossia proiettiamo le nostre misure sul profilo topografico della cometa. In questa maniera possiamo, chiamiamo, seguire i puntini e ci accorgiamo, questa è una sezione parallela all'asse maggiore, ci accorgiamo effettivamente che i 2 oggetti sono ben distinti, hanno una struttura cipollare e hanno uno spessore di stratificazione di 600-650 metri. Proviamo a tagliarla nell'altro senso, ossia perpendicolare all'asse maggiore, vediamo ancora le strutture pollari. Guardiamo varie sezioni tutte assieme e ci accorgiamo che possiamo seguire molto bene tutti gli strati all'interno della cometa, quindi siamo sicuri che questa cometa è costituita da 2 oggetti distinti con struttura cipollare e con spessore di stratificazione almeno di 600 metri. Abbiamo fatto un piccolo passo in più e abbiamo creato questa cometa che sembra una cometa pelosa. Bene, questi peli verdi in realtà sono i vettori di gravità locale. Ora, calcolati per la cometa intera, calcolati per gli 2 oggetti distinti, considerando una densità costante, però anche la forza centrifuga di rotazione e così via. E abbiamo voluto capire se questi vettori deviassero dalla perpendicolarità agli strati. È chiaro che se questi vettori erano perpendicolari agli strati nel caso dei 2 oggetti distinti, allora i 2 oggetti e gli strati si sono formati prima che i 2 oggetti venissero a contatto. Se nel caso contrario, invece, la stratificazione poteva essersi formata dopo. Questi sono i risultati. Qui vediamo il modello, per la cometa completa, in grigio è il modello per i 2 oggetti distinti. Questi sono i piani lontani dal collo, dal punto di giunzione, questi sono i piani vicini al collo, ossia al punto di giunzione dove si comincia a risentire della massa del lobo vicino. E quello che si vede che la perpendicolarità degli strati rispetto ai vettori locali è certamente chiara per i 2 oggetti distinti e non per i 2 oggetti separati. Bene, quello che quindi si è visto le 2 lobi sono costituiti da sequenze stratificate distinte che sono venuti a contatto.
sequenze piuttosto importanti e che la cometa ha una struttura ordinata al suo interno. Il contatto deve essere avvenuto per una velocità piuttosto bassa, perché sennò avremmo avuto la distruzione della struttura interna, quindi vuol dire a 1 metro al secondo. Le implicazioni geologiche sono che vediamo degli strati che, contrariamente a quello a cui siamo abituati, abbiamo il materiale che viene trasportato non da o dal vento, ma probabilmente dalla nebulosa solare, cioè sono stati di 4 miliardi e mezzo di anni fa. Sono stati completamente nuovi, bisogna capire come si possono aggregare e come è possibile che che si siano formati, ma sicuramente è, diciamo, una nuova tipo, se vogliamo, di stratigrafia. Da un punto di vista delle implicazioni astronomiche è che questi sono tutti i modelli delle comete, sarebbero dovuti essere oggetti caotici, ma non lo sono. E questi oggetti si trovano preservati, non hanno subito nessun tipo di collisione durante la genesi e l'evoluzione del Sistema Solare. Questo vuol dire che il disco protoplanetario nella nebulosa solare probabilmente dovevano avere una massa inferiore a quello che si pensa attualmente, o dovevano essere sistemi dinamicamente più freddi, ossia le velocità erano più basse. Dire che avevano una massa inferiore e dire che avevano una velocità più bassa vuol dire qualcosa sulla nostra stella, ossia il Sole. E inoltre abbiamo evitato le collisioni, devono aver evitato nel momento in cui i pianeti giganti dalla loro posizione più vicina al Sole si sono trovati alla loro posizione attuale. Questo ha creato instabilità gravitazionale, grandi impatti che si vedono bene sui bacini lunari. E anche questo tipo di, diciamo, cataclisma del Sistema Solare deve aver risparmiato le comete. Queste sono, diciamo, le implicazioni e ho chiuso. Grazie, abbiamo tempo per una domanda che si è già prenotata. Adesso arriva il microfono. La densità della cometa, mi hanno detto che è molto bassa, inferiore a quella dell'acqua. Sì. La domanda è come mai il lander, che sicuramente non ha la densità dell'acqua, Sì. non è sprofondato e come mai è rimbalzato 2 o 3 volte? Ecco, questo il motivo per cui è rimbalzato è che appunto non si pensava che diciamo, il ghiaccio fosse così rigido, cioè come una roccia che non riuscisse a essere arpionato, e quindi questa è stata una sorpresa, perché effettivamente ci si aspettava che questo oggetto a bassa densità fosse anche molto soffice, cosa che evidentemente non è. Sì. Grazie. Dobbiamo passare alla prossima comunicazione di Scambelluri, Cannao, Giglio e Godard. Petrological and geochemical role of serpentinite in section zones and plate interface domains. Wow. Mi spiace riportarvi sulla Terra, alle solite zone di subduzione, un talk così è meraviglioso. Vi riporto alla subduzione. Lo faccio cominciando a ringraziare i conveners o gli organizzatori di questo evento. È una bellissima riunione, un posto bellissimo e anche un'ottima occasione per me di mostrare in un contesto, diciamo, interdisciplinare allargato i risultati degli ultimi anni sulla petrologia e geochimica di queste rocce. Sono contento di essere qui perché posso comunque di persona fare gli auguri, adesso è uscito un attimo, ma fare gli auguri a Giorgio Vittorio e al professor Sassi. Porto anche gli auguri e le felicitazioni, i complimenti anche dei miei colleghi di Genova, perché esiste una forte tradizione di collaborazione fra la sede di Sassi e Dalpiazzi, e in particolare per quanto riguarda la mia storia da parte di Mario Galli, Giovanni Piccardo e
Alfredo Bezzi con Giorgio Vittorio. Ok, quindi come ho cercato di sistemare o di utilizzare questi dati in una chiave tettonica, per quanto io posso essere addentro ai problemi tettonici, e di dare delle prospettive che possono venire fuori da queste rocce in ambito tettonico. Ok, perché le serpentiniti? Queste rocce sono negli ultimi 15 anni cresciute di importanza in modo esponenziale perché sono diffusissime negli oceani, sono diffusissime nelle zone di subduzione, controllano il ciclo dei volatili, acqua soprattutto, anche carbonio, e contengono elementi in traccia, ad esempio alogeni o elementi fluidomobili, che sono molto diffusi nelle lave di Arco. Esiste quindi attualmente una relazione diretta fra la disidratazione in subduzione di queste rocce e l'innesco del sismo di Arco. E non ultimo, recentemente è emersa l'importanza di questi domini di interfaccia fra placche, fra la placca in subduzione e quella soprastante. In questi domini si viene a concentrare attività, la deformazione, flusso di fluidi, trasferimento di massa, probabilmente sono i luoghi in cui avviene buona parte dell'esumazione delle rocce di alta e altissima pressione, non ultima sono siti sismogenici, dove nei prossimità di queste zone si sviluppano terremoti profondi. E in questi domini le serpentiniti sono diffuse. Quindi lo scopo di questa presentazione è testare il ruolo, il potenziale di queste rocce nel decifrare questi processi e queste zone. Voglio ringraziare e presentarvi questi due ragazzi, Enrico Cannao, che è un dottorando, postdottorando ora a Genova, e Mattia Giglio, fa anche lui il dottorato a Genova, che hanno sviluppato e stanno sviluppando buona parte di questo studio geochimico. E non ultimo Samuele Agostini del CNR di Pisa, che ha supportato non poco la produzione di dati geochimici, e di lui Sonia Tonarini. Ok, da che cosa viene, da che tipo di dati viene l'idea di questa plate interface? Viene essenzialmente da dati geofisici che mostrano che tra la placca in subduzione e quella sovrastante, in molte zone di subduzione, pressoché in modo ubiquitario, si viene a impostare una zona a bassa velocità delle onde sismiche, particolarmente le onde S. Secondo i geofisici questa è una zona occupata da rocce idrate, rocce soft, e dove sono presenti che circolano. E non ultimo, vedete, in queste zone o in prossimità si allineano terremoti intermedio profondi. L'interpretazione di questi dati ha dato vita a vari modelli. Ad esempio, questa zona a bassa velocità può corrispondere al top della crosta oceanica, della placca oceanica alterata. Secondo alcuni è una miscela di materiale che deriva dalla placca subdotta e dal mantello soprastante, o se no zone, livelli di serpentiniti. E questi dati, unitamente alle osservazioni geologiche di terreno, ha portato alla produzione di questi cartoons che mostrano più o meno quella che può essere l'architettura delle plate interface. In questo caso, ad esempio, vedete che è stratificata, i fluidi che risalgono dalle placche subdotte idratano il mantello e qua si formano layers di serpentino, clorite, talco. In questo caso è il subduction channel che viene prodotto o un mélange di subduzione. Qua scaglie della placca subdotta e di quella soprastante si accrescono e in una matrice o sedimentare di serpentiniti. Okay? E qua è importante capire qual è la taglia di questi corpi, da dove vengono, qual è la provenienza e quali sono le interazioni fluido-roccia. E non ultimo, alcuni autori hanno proposto, ad esempio per le Alpi occidentali, che alla plate interface si accrescano delle unità tettoniche più o meno coerenti, ad esempio il Monviso. E queste unità si staccano dallo slab lungo queste zone di detachment a serpentino, sismogeniche, e una volta cresciute qui passano la loro evoluzione di subduzione e di esumazione. In questi ambienti le serpentiniti sono diffuse, quasi una parola chiave. Un'altra cosa è che i fluidi che circolano qua sono arricchiti in elementi di derivazione crostale e sedimentaria.
Ok? Quindi le serpentiniti che sono qui o in questo ambiente possono registrare un'impronta geochimica diversa da quelle che evolvono essenzialmente a sistema chiuso nella placca subdotta. E ultima cosa è che negli ultimi 5 anni le serpentiniti sono state definite delle vere e proprie spugne, elementi di origine crostale. Quindi unendo la potenziale impronta chimica delle serpentiniti con la loro storia tettonica, evolutiva e particolarmente le tessiture, è possibile vedere se si sono accresciute in questo ambiente e definire possibilmente i momenti di accrezione. Quindi quello che farò è mostrarvi i risultati ottenuti qui nella zona di Cima di Gagnone, la falda Adula Cima Lunga, in cui peridotiti derivanti da ex serpentiniti sono imballate tettonicamente insieme a parascisti e a metasedimenti, e poi qua di Voltri che risultati abbiamo, e poi se ci sarà tempo vedere quanto emerge dall'analisi delle rocce di Lanzo e di Cignano, le serpentiniti. Ok, Cima di Gagnone, in Alpi Centrali, già tempo fa, nel 90, Tromsdorf aveva definito queste rocce come particolarmente quelle dell'Adula, come un melange litosferico, e Martin Enghi le ha definite come un tectonic accretionary system. Qua dentro si vengono a mescolare scaglie della placca subdotta, parte della crosta continentale e sedimenti, in quello che sembra un melange di subduzione. Allora è importante capire se questo si confeziona nella via in subduzione o in esumazione. E dato che all'interno di questi sistemi a gagnone scaglie di peridotiti sono associate a materiale metasedimentario, siamo andati a vedere se queste registrano degli scambi e che cosa dicono questi scambi in quest'ottica. Allora, Cima di Gagnone qua, questa è la falda Adula Cima Lunga, e nella zona di Gagnone questi bianchi sono parascisti e questi corpi neri sono corpi di peridotiti, arsburgiti a clorite o peridotiti a granato, sono rocce femiche, eclogiti e anfiboliti e marmi. E già alla fine degli anni 70, nel 78, Evans e Tromsdorf, vedete questo è uno di questi corpi ultrafemici con arsburgiti e metarodingiti, questo era stato definito da Evans e Tromsdorf come un qualcosa derivante da ex serpentiniti oceaniche. Questo perché le rodingiti sono rocce metasomatiche la cui formazione si associa alla serpentinizzazione delle ultramaffiti circostanti. Ora queste rocce sono asburgiti a clorite, quindi durante la subduzione le serpentiniti hanno disidratato, formando un'associazione di ortopirosseno, qua ci sono olivina e clorite, oppure peridotiti a granato. Dalla petrografia viene fuori che le arsburgiti a clorite hanno ortopirosseno, olivina, clorite, carbonato, magnesite e clinomite, e qua dentro la clinomite sono preservati relitti dell'antigorite prograda, della serpentinite che ha generato queste rocce. Quindi possiamo dire che erano rocce nate nel campo di stabilità del serpentino, l'antigorite, qui poi sono arrivate qui, l'antigorite si è disidratata, si è formata questa associazione a una pressione di massimo 3 gigapascal e circa 800 gradi. E il tetto di pressione è dato dalla stabilità dell'anfibolo nelle rocce a granato, queste qui. Ok, niente di nuovo sinora rispetto a quanto aveva stabilito Tromsdorf in passato. La composizione in boro e in litio di queste ultramaffiti ne indica una derivazione da serpentiniti, ma quello che è interessante sono questi diagrammi arsenico-boro e arsenico-antimonio. Vedete, questi sono tutti i minerali di alta pressione, quindi olivina, granato, ortopirosseno. Queste sono le rocce totali e sono comprese fra un mantello primitivo, una roccia di mantello, e un reservoir sedimentario. Quindi questo indica che c'è stato uno scambio fra le ultramaffiti e i sedimenti incassanti. E dato che questo scambio è registrato dai minerali di alta pressione, una serie di dati ha portato a stabilire che diciamo, lo scambio è avvenuto durante la storia prograda, durante la subduzione, quando le serpentiniti imballate nei sedimenti assorbivano, prendevano, si sono disidratate, una fetta di arsenico e antimonio è andata nei fluidi, ma una parte è rimasta preservata all'interno dei minerali di neoformazione, mantenendo così questa eredità e questa informazione.
ok? Altra evidenza è data dagli isotopi radiogenici di stronzio e piombo. Queste sono le peridotiti a clorite e quelle a granato, e questi sono i sedimenti incassanti. Vedete che anche questi isotopi radiogenici indicano uno scambio. E quello che è interessante è che questo sta sopra la composizione isotopica dell'acqua di mare Giurassica. Il che vuol dire che l'impronta oceanica iniziale di queste serpentiniti è stata resettata dallo scambio con i sedimenti durante la subduzione. Questo cosa ci indica? Ci può indicare i tempi in cui questa associazione, questa accrezione di materiale oceanico ai sedimenti è avvenuta. Abbiamo utilizzato questo stesso modello che aveva pensato Tromsdorf. Qua abbiamo una litosfera oceanica, il mantello serpentinizzato si accresce in qualche modo qua, si scaglia qui insieme a sedimenti e parte della crosta continentale e vanno giù. E andando giù scambiano arsenico, antimonio, berillio con i sedimenti, poi passano il breakdown dell'antigorite, si disidratano, ma mantengono questa informazione. Questo secondo me è importante perché ci dice che questa associazione è prograda e avviene durante la subduzione. Quindi questo tipo di lavoro, questo tipo di palestra ci ha permesso di guadagnare qualche conoscenza sullo scambio di questi elementi tra sedimenti e serpentiniti e poterlo testare in altre zone, ad esempio nel gruppo di Voltri, che è qui alla terminazione orientale delle Alpi occidentali. Questi blob verdi qui sono serpentiniti di alta pressione con all'interno gabbri eclogitici, e questi in azzurro sono i sedimenti, calcescisti e micascisti associati. E qua la zona dove abbiamo lavorato a Vara è attualmente distante chilometri e chilometri dai sedimenti. In quest'area le serpentiniti hanno due differenti strutture. Le più diffuse a livello regionale sono queste con foliazione milonitica ad antigorite, tagliata qua da vene di olivina. E questo vuol dire, indica una storia prograda da antigorite a olivina, quindi è una storia che avviene in subduzione. Questi domini sono invece indeformati, mantengono la struttura originaria delle peridotiti di mantello, pirosseno di mantello e pseudomorfosato da antigorite. Questi sono vecchi mesh con la magnetite sulla olivina di mantello, e ora il serpentino associato è antigorite, e questi vengono sovraccresciuti da crescita radiale di olivina. Quindi queste rocce hanno la stessa evoluzione, ma alle differenti tessiture corrispondono differenti composizioni. Ad esempio queste qua sono rappresentate dai triangoli verdi, sono ricche in boro 11, che è concentrato nell'acqua del mare, bassa in arsenico, bassa in antimonio, e lo stronzio, la composizione isotopica dello stronzio si avvicina a quella oceanica. Quindi vuol dire che questi domini qua mantengono ancora un'eredità oceanica. Invece le miloniti cambiano, sono questi simboli qua, sono arricchite in stronzio radiogenico, sono arricchite in antimonio, arsenico basse in boro, e vedete vanno vicini alla composizione delle rocce di Gagnone. Quindi vuol dire che questi domini qua sono stati infiltrati da fluidi di derivazione sedimentaria durante la storia prograda, mentre si confezionava la foliazione ad antigorite. E la prova, questi sono i sedimenti, i calcescisti e i micascisti del gruppo di Voltri, che causano questa contaminazione. Quindi di nuovo ci sono potenzialmente varie spiegazioni. Un possibile modello è che una scaglia, però a questo punto coerente come il gruppo di Voltri, si sia cresciuta qua all'inizio della subduzione, sia finita da sotto a sopra i sedimenti e sia stata infiltrata da fluidi di derivazione sedimentaria che hanno scambiato con i sedimenti durante la deformazione in subduzione. Quindi questo secondo noi è un'indicazione che questa è un'accrezione precoce e che ha poi subito una subduzione, un metamorfismo progrado di una scaglia di ofioliti. E un'idea simile, mi piace ricordare questo lavoro, è stata proposta qua, cioè le asperità possono causare un'indentazione, possono scagliarsi, possono creare delle scaglie di materiale ofiolitico che va a finire qui lungo quella che potrebbe essere un analogo
dell'interfaccia tra placche. Ecco che quindi se noi applichiamo questo tipo di lavoro, questo tipo di metodologia a vari massicci alpini, vediamo ad esempio il gruppo di Voltri, e qui registra uno scambio fra mantello primitivo e reservoir sedimentari. Qua cadono le serpentiniti di Cignana a sedimenti di altissima pressione, quindi scambiano con loro durante la storia prograda e tornano su insieme, e anche queste rocce hanno delle parti relite di, diciamo, ereditate oceaniche. Le rocce che sfuggono a questo tipo di scambio sono queste qua, quelle serpentiniti e le peridotiti di Lanzo. Ecco che quindi in uno schema così tentativo è possibile capire quali di questi massicci hanno speso una parte della loro evoluzione in una zona mista dove circolano fluidi misti in una zona di interfaccia fra placche, e quali hanno sfuggito questa evoluzione e quindi si sono comportati più a sistema chiuso. Quindi questo approccio ci può aiutare a definire qual è la struttura o qual è il tipo di materiale accresciuto all'interfaccia fra le placche e dare degli analoghi ai modelli geofisici. 2 minuti me li dai ancora? Ok, allora vediamo a questo punto che Lanzo sfugge un po' a questa evoluzione di plate interface, se vogliamo, e qua vedete che il grado di serpentinizzazione cala, è variabile. Queste sono zone più serpentinizzate, questa meno. E infatti hanno dei cuori, il massiccio di Lanzo, dei cuori ben preservati di peridotiti fresche, di gabbri oceanici freschi, fasciati da serpentiniti di varia origine, ma che durante la subduzione hanno sviluppato paragenesi di alta pressione. In pratica tutto questo è andato in subduzione. Però Lanzo, differentemente dalle altre, ha un comportamento rigido, è fatto di peridotiti dure, e quindi queste, differentemente dagli altri massicci, possono accumulare stress e rilasciarlo sotto forma di energia sismica. Infatti le pseudotachiliti alpine che si conoscono sono sempre in rocce di questo tipo. Piccardo, negli ultimi lavori che ha fatto, ha descritto pseudotachiliti così che tagliano le peridotiti di Lanzo come sviluppatesi durante la storia oceanica, perché lui le ha viste tagliate da gabbri oceanici. In altre zone abbiamo visto invece relazioni di questo tipo. Questa è una pseudotachilite e questa è una vena di iniezione. Questa è la peridotite, c'ha olivina, sostituita da talco, serpentino, ma quello che è interessante è questo ex plagioclasio che impregnava la peridotite durante la sua storia di mantello, e ora è sostituito da clorite, granato e da epidoto, e questo si forma durante la subduzione di queste rocce, e vedete questa pseudomorfosi è tagliata ed è deformata da questa vena di iniezione. Quindi è ancora molto preliminare la cosa, ma la possibilità che ci siano terremoti o strutture legate a sismicità in subduzione in questo tipo di rocce è da testare, e lo stiamo facendo. Quindi se questo funziona, allora possiamo in prospettiva, usando questo approccio, andare se questo materiale alpino può essere rappresentativo, indicativo per interpretare i profili sismici attuali. Questo è un po'... Ho finito, grazie. Scusate il ritardo. E dobbiamo passare, hai esaurito il tempo. No, se vogliamo rimanere nei tempi, adesso c'è Giorgio Vittorio che ha la parola. Prima di raccontarvi un po' di storia della geologia nel secolo scorso, in Valle d'Aosta e in qualche altra parte, e sottolineare l'importanza della cartografia geologica come strumento fondamentale di base per la prevenzione dei rischi naturali, ho il piacere di esprimere la mia più viva ammirazione e gratitudine al comitato organizzatore, in primo luogo ad Andrea, che è anche padrone di casa, magnifico, di questo istituto, ad Annibale e a Carlo
a tutti gli oratori, in particolare a quelli che sono venuti da lontano e al pubblico presente. Mi sento oggetto di manifestazioni di affetto, di simpatia e anche delle sovralodi presentate da alcuni amici. Mi sento comunque imbarazzato nel non poter condividere con Francesco Paolo Sassi queste manifestazioni di quello che volete. La parola non mi viene. Passiamo alla geologia. In prevalenza vedrete delle immagini che sono già state presentate e di cui io voglio raccontarvi il retroscena storico. In particolare quando in novembre, il 10 novembre del 72, a Roma, quando in ambito alla Società Geologica si presentavano i lavori, presentammo questo lavoro che poi venne stampato a fine anno, di fatto il metamorfismo eclogitico della crosta continentale nella zona Sesialanzo, qualcosa di veramente per oltre 100 km di lunghezza e una larghezza di qualche decina di chilometri, già cartografato in modo splendido nella Carta geologica delle Alpi occidentali del 1908, rilevata da Franchi, Novarese, Stella e Mattirolo, uno dei fiori all'occhiello del Servizio Geologico d'Italia. Quindi un metamorfismo ben conosciuto, ma di età discussa, di età ignota. Nel dopoguerra, in particolare, venne studiato in dettaglio un affioramento classico, quello del caffè Alto Biellese, c'era ancora una volta, poi è rimasta un rudere, forse non c'è più neanche quello. È una casa privata. Ah, una casa privata, molto bene. Ora, Bianchi e mio padre nel 63 studiarono in dettaglio questi affioramenti, un agglomerato vulcanico con grossi blocchi di micascisti in cui la paragenesi eclogitica è perfettamente conservata, imballati in un agglomerato vulcanico, era chiamato la dicca di Melafira nell'Ottocento, in realtà è una porfirite, una andesite, eccetera, non metamorfica, di età ritenuta allora permiana. Quindi ovviamente il metamorfismo dei blocchi eclogitici doveva essere prepermiano. Prepermiano per Bianchi dal Piaz, poi divenne precarbonifero perché Carraro, anche con il supporto della micropaleontologia, suggerì la presenza del carbonifero superiore in sedimenti presenti a tetto dei micascisti eclogitici e a letto dell'agglomerato vulcanico. Propose un'origine caledoniana alla luce dei modelli. Lì ho ricordato Svarta, allora in auge, tra un metamorfismo varisico di alta temperatura e un metamorfismo caledoniano di più alta pressione. Agli inizi del 70 la rivoluzione poteva essere prodotta da una comunicazione che presentò al 45esimo meeting della Società Svizzera di Mineralogia e Petrografia, in cui presentò i suoi dati radiometrici rubidio, stronzio e potassio argon sulle miche dei micascisti eclogitici. Il risultato erano età cretaciche tra 90 e 65 milioni di anni. La comunicazione venne criticata in modo molto duro, in particolare da un eminente geologo svizzero del tempo, il quale disse: ma come fanno a esserci dentro delle vulcaniti permiane? Punto interrogativo. Il risultato fu che la tesi di dottorato di Johannes Zumziger non venne pubblicata. Nacque però una collaborazione tra Berna e Torino, io allora ero a Torino, e le ricerche continuarono fino alla pubblicazione sulle memorie di Padova della tesi di dottorato, in cui si presentava il metamorfismo eclogitico come
effetto della subduzione cretacica subpersiaria inferiore. Questa figura l'avete già vista, è solo per dire che il lavoro sulla zona Cesianazzo, sull'evoluzione cinematica delle Alpi occidentali, aveva avuto un precedente nel 71, pubblicato su un bollettino di un'associazione mineraria del Politecnico di Torino, purtroppo poi finita in mano al Politecnico di Milano, lo dico con un po' di amarezza da vecchio socio di quel sodalizio. Un altro lavoro che anticipa l'età alpina è un processo di subduzione nella crosta continentale che non è stato citato dai precedenti interventi e quindi ricorderò brevemente. È costituito dai lembi austroalpini meridionali, in particolare l'Embo del Raffray Glacier. Qui vediamo una fotografia della parete nord del Raffray, questo è il Col de Yelé, e qui vedete l'interpretazione. Abbiamo crosta continentale con un metamorfismo eclogitico abbastanza retrocesso, sopra una litosfera oceanica classica che è quella della parte sud-occidentale del Monte Avic, che ha le oficalci bellissime che ci ha mostrato la Paola sul settore, diciamo, orientale e settentrionale, ma nel settore sud-occidentale, al di sopra delle serpentiniti, che sono più o meno qui, abbiamo una serie di gabbri stratificati eclogitici e poi dei pilolava, a contatto diretto con il basamento. Qui vediamo qualche grande cristallo di glaucofane, in parte alterato dalla retrocessione in facecisti verdi. Vediamo ancora il Raffray dal versante opposto, e questa è una vecchia foto fatta nell'agosto del 68, e Peter Beert che fece dei giri molto belli con me in questa zona. È stato il principale maestro di geologia alpina nelle Alpi occidentali, insieme a Angelo Bianchi per la petrografia in generale. Ancora, indicazioni del metamorfismo di alta pressione su crosta continentale durante l'orogenesi alpina. Qui andiamo ancora indietro, andiamo nel 71, nel 65, grazie, in cui a conclusione della tesi di laurea fatta con l'amico Giuseppe Gatto, lui nell'Alta Valsesia e io nella dorsale tra la Valsesia e la Valle di Gressonei, trovammo insieme alle sorgenti del fiume Sesia dei magnifici metagraniti del Monte Rosa, rocce monometamorfiche, polifasiche, che contenevano una serie di boudin, probabilmente dei filoni o dei layer basici deformati poi dal boudinage, con metamorfismo eclogitico classico. L'ipotesi di una probabile età alpina non documentata da datazioni radiometriche venne fatta in questa occasione analogamente a quello che fece poi Roberto con Prato per il Gran Paradiso, per le eclogiti del Gran Paradiso. Un'altra evidenza era il metamorfismo di alta pressione presente nei parascisti pregranitici, cioè i parascisti di alto grado emigmatiti a cordierite, che sono intrusi in concordanza dal granito, quindi sono rapporti evidenti di successione cronologica, in cui i blasti anche pluricentimetrici di silimanite sono sostituiti da aggregati policristallini di cianite. Anche in questo caso l'ipotesi, e qui siamo all'Iscan per esempio, fiorano in questa zona, oppure alla testata della Valle di Gressonei. Anche in questo caso fu ipotizzata un'età alpina della costa continentale, in questo caso di origine europea, siamo sul margine europeo, mentre prima eravamo sul margine adriatico. Mancavano ancora delle datazioni, quelle che poi cominciò a presentare Hunziker, che abbiamo ricordato prima. Questo modello cinematico è già stato presentato da un amico in precedenza, e soltanto per ricordare che si prevedeva la subduzione di frammenti crostali, di crosta continentale di grandi dimensioni, frammenti coerenti,
che erano trascinati in profondità della zona di subduzione, quindi non era un mélange, ma era un'opzione di falde continentali, e questo contrastava con le teorie geofisiche del tempo, in cui ovviamente si diceva che la crosta continentale per galleggiamento non poteva andare sotto. I micascisti eclogitici erano la prova indiscutibile che la teoria va bene in certi casi, ma qui la situazione era diversa. In quei tempi, quando uscimmo con i dati sul metamorfismo alpino della crosta continentale austroalpina della zona Segelanzo, ci fu chi, in particolare il mio carissimo amico a noi Mario Govi, che mi disse: se le vulcaniti del caffè Alto Biellese non sono permiane ma sono recenti, dovete trovare qualche filone che taglia i calcescisti. E l'abbiamo trovato in Valle di Mascognas, a ovest di Champoluc. Non abbiamo fatto in questa posizione circa, quindi nella parte frontale della zona Sesialanzo. Non abbiamo fatto una pubblicazione, c'è soltanto in una guida di un'escursione la datazione 31,6 milioni di anni. Poi furono fatte numerose altre datazioni sui filoni che attraversano la zona Sesialanzo, poi sui plutoni, eccetera. Quindi divenne quello che oggi da tempo è un dato di fatto, ma allora ci fu una battaglia non indifferente per superare quelle che erano le convinzioni radicate del tempo. Qui vedete una mappa a cui io tengo abbastanza, in cui è rappresentato in modo molto sintetico il magmatismo periadriatico. È una mappa a cui tengo perché è rappresentata con molta precisione, perché è il modello strutturale d'Italia. Quindi l'ubicazione dei filoni, dei sistemi di filoni dei plutoni è fatta con notevole precisione. Torniamo un attimo indietro e ritorniamo al metamorfismo eclogitico per ricordare che contemporaneamente alle ricerche geologiche furono sviluppate quelle petrografiche e petrologiche, in particolare dai colleghi e amici di Torino, e qui ricordiamo il già ricordato lavoro sul famoso granito ad opera di Roberto Compagnoni e di Brunello Maffeo. E fra gli altri lavori interessanti quello di Martin Fry e di svariati altri autori, la prima sintesi moderna del metamorfismo di alta pressione, di subduzione da una parte e di barroviano dall'altra nella catena alpina, che è stato, diciamo, il prodromo della prima carta metamorfica che fu poi pubblicata con fondi dell'UNESCO e coordinata da Nigli. Altrettanto e molto citata è la monografia di cui Roberto figura ancora come giustamente primo nome sulla zona Sesialanzo e sulle altre unità a cui possono essere associate queste associazioni di alta pressione. Quello che ormai si dimentica è che oltre alla monografia pubblicata nei rendiconti della Società Mineralogica e Petrografica, vi fu un preprint con larga diffusione datato nel 75, quindi il modello uscito nelle università europee alpine e in Italia già nel 75, assieme a un'escursione, una guida escursione che venne fatta l'anno successivo e che poi venne pubblicata anch'essa nel volume dei rendiconti. In sostanza eravamo un gruppo di giovani molto attivi, molto entusiasti, avevamo in mano un argomento molto importante, molto interessante, tanto che fummo contattati da Bob Cole e Martin Ernst, che proposero un programma di ricerca CNR, National Science Foundation, che venne fatto. Il gruppo italiano vedeva, oltre al sottoscritto, a Roberto, Guido Gosso e Bruno Lombardo in particolare. Qui vediamo alcuni dei prodotti scientifici partoriti nell'ambito di quel progetto, un bel lavoro sui grandi blasti di giadeite, sovente in rilievo, che simulano quasi un metaconglomerato in certi casi, come aspetto a primo avviso, fatto da Lombardo.
uno dei primi studi di geologia strutturale moderna sul basamento metamorfico. Qui abbiamo un lembetto di micascisti eclogitici sopra l'unità di crosta profonda della seconda zona di orito-quinzigitica, sopra poi micascisti eclogitici, fatto da Guido Gosso. Il progetto di collaborazione Italia-Stati Uniti prevedeva ben 21 milioni di finanziamento, 7 all'anno. Il primo anno ebbi 7 milioni, cioè li dico io, e con quelli Roberto poté andare negli Stati Uniti, in Canada, a iniziare la sua splendida carriera. Penso che quello sia stato un momento formativo particolarmente importante. Io pensavo di andare l'anno dopo e di andare a Menlo Park o alla Stanford da Bob Coleman e da Gary Hest, ma il CNR, oggi i giovani si lamentano per i finanziamenti, ma è una vecchia storia. Il secondo anno, invece di avere i promessi 7 milioni, gli americani avevano l'equivalente dei 7 milioni, me ne diedero 1. E il terzo anno ancora 1. Dopodiché il desiderio di andare in America a imparare in primo luogo l'inglese svanì. Ultimo prodotto che voglio ricordare, diciamo, di quegli anni e di quel gruppo è un lavoro essenzialmente strutturale guidato da Guido Gosso, in cui si vede la sutura collisionale lungo la cresta tra la Valsesia e la Valle di Gressoney, in cui vedete la crosta continentale monterosa eclogitica avvolta da ofioliti eclogitiche, poi sopra abbiamo ofioliti e poi crosta continentale australpina, questa volta in faccia ai scisti blu. Quindi abbiamo una coppia continente oceano eclogitica, poi un'altra coppia oceano-continente scisti blu. Per inciso, anche questa immagine è stata mostrata, volevo soltanto sottolineare in rapporto a interventi precedenti che il contatto fra quello che si vede oggi sul terreno, fra le falde di basamento e le coperture, sia continentale riferibile a una fase 1, cioè un contatto primario conservato, magari un pochettino trasposto. In genere il contatto è marcato da una schistosità regionale di fase 2, quindi bisogna essere sempre molto cauti, anche quando il metamorfismo delle due unità a contatto è analogo e anche quando le datazioni radiometriche non hanno grandi differenze, però bisogna sempre stare attenti a quello che si vede e non vederlo in un punto solo, ma cercare di vederlo a scala regionale. Finisco la parte storica. Ho tirato i remi in barca e ho assistito, molto ammirato, allo sviluppo di ricerche, da un lato i modelli strutturali e cinematici, Michel Balevre se ne ha mostrato una delle ultime versioni, dall'altra la scoperta della coesite di Christian Chopin in Dora Maira e poi di Reinecke a Cignana, queste rocce, e qui vediamo una visita a Cignana, sicuramente il posto più frequentato, credo, delle Alpi occidentali dalla geologia. Qui vediamo nel 2013 per festeggiare Jean-Robert Quienast. E qui vediamo uno dei tanti bei modelli, l'altro campo di notevole sviluppo che abbiamo sentito è quello della reinterpretazione in dettaglio di quelli che sono i margini continentali iperestesi, in cui naturalmente Marco Beltrando è uno dei maestri più affermati. L'ultima parte di questa chiacchierata per ricordare che qualcuno, non mi ricordo più chi è stato, faccio finta di non ricordarlo, mi dice: ma cosa stai lì a perdere tempo a fare tanta cartografia geologica? La cartografia geologica non paga, non è riconosciuta come titolo e in sostanza tu fai tante carte e scrivi poco. In effetti io ho messo il nome a oltre 35 carte, sia di dettaglio che di sintesi, a partire da quella fatta con Carlo Bortolami sull'anfiteatro di Rivoli a Vigliana, e poi quella del Pillonè, Trento, Bolzano, la Val d'Aosta, e poi il Marocco, e l'ultimo il Foglio Cervino che avete visto.
L'esempio forse emblematico del fatto che la cartografia a volte ti fa spendere molto tempo è lo Structural Model of Italy. Qui vediamo il foglio 1 che si estende fino a metà della finestra dei Tauri, di cui praticamente io sono stato responsabile per la parte della catena Europa Vergente e l'Avampaese, mentre il gruppo del Sudalpino, coordinato da Castellari, ha fatto le Alpi meridionali. È stato un impegno durato quasi un decennio, tra riunioni a Roma o a Pisa da Paolo Scandone per stabilire una leggenda globale e poi la libreria per vedere le carte, le mappe. Non c'erano naturalmente sistemi informatici per variare le scale, si usavano reprocamere e altri artifici per riportare carte a scale diverse. Frequenti viaggi all'estero, soprattutto a conoscere e avere come amico il Benno Plechinger, oltre ad altri eminenti geologi, che mi consegnarono praticamente la carta delle Alpi calcaree settentrionali. Le Alpi sono completate dal foglio orientale. L'impegno fu tale che, stampata la carta, nessuno fece le note illustrative. Quindi il modello strutturale è un documento che, pur essendo in rete, pur essendo stato donato in versione raster a molti amici, tra cui gli svizzeri, bianco, è citato poco o niente. Ma ha ragione, perché non abbiamo scritto un minimo libretto di note illustrative. I vantaggi, ho detto i cons della cartografia geologica. I vantaggi sono che ho potuto visitare molti luoghi selvaggi, molti luoghi fantastici, molti luoghi romiti, dove sicuramente non ci sarei mai andato se avessi fatto solo della ricerca finalizzata a qualche obiettivo specifico. La carta geologica ci obbligava a battere tutti i posti, le valli belle e le valli brutte, le valli frequentate e le varie isolate. Quindi in questo modo io penso di aver potuto godere dell'ambiente naturale ancora incontaminato, della gente semplice non ancora corrotta dal denaro e in particolare della compagnia di molti compagni di viaggio, studenti prima, colleghi dopo. E qui vediamo l'alba dal bivacco Cravetto, e i colori sono originali, non è truccata questa immagine. Bivacco Cravetto si trova alla testata della Valle del Stolen, sopra i Sim, i Valli di Gressonei, un posto incantevole, un po' fuori dal mondo. E qui invece vediamo il tramonto verso la Becca d'Aver e la Val d'Aosta dal Pillonè. E qui è successo qualcosa perché non va più avanti, scusa. In questi viaggi, in queste escursioni, ho avuto la fortuna di frequentare molti ghiacciai, cosa che mi ha sempre fatto molto piacere, ma purtroppo anche di assistere al loro progressivo degrado, soprattutto a un ritiro che a partire dagli anni '80 sta assumendo delle dimensioni catastrofiche. Per esempio il ghiacciaio dell'Iskam, il naso dell'Iskam, il ghiacciaio d'Indren che è quasi sparito. Qui siamo sul margine meridionale del Monte Rosa, le Ofioliti del Coldolen, qui c'è il margine adriatico della zona Sesialanzo. Lo Stollenberg, come era negli anni 60-70, adesso c'è un bel detrito, qui afforano un po' di serpentini alla base, ma allora c'era o ghiaccio o neve. E poi anche il ghiacciaio del Teodulo sulla parte svizzera, qui c'è il Trogener Steg, vedete un recente lavoro dell'anno scorso di un team di giovani tedeschi. Il ghiacciaio si è ridotto più o meno qui c'è un bel laghetto e qui affiora un nuovo
elemento tettonico riferibile ai lembi austroalpini eclogidici. Il ritiro dei ghiacciai sono la prova evidente che la temperatura sta salendo e uno degli effetti principali è lo scioglimento del permafrost, quando soprattutto lo zero termico sta se non per qualche settimana ma per qualche mese. Vi faccio solo un esempio, questa è ancora la Valle di Gressonei, questo è il lago del Gabbiet, qui c'è Gressonei la Trinité, il nord e su, qui avete la geologia, questa è la margine adriatico, la zona Segialanzo, vabbè, qui c'è un complesso di serpentiniti, un complesso di gabbri, dei metabasalti, poi ci sarebbe il Monte Rosa. Voi lo vedete già in questa splendida immagine leader, questa serie di strutture a gradini col tinti e rotazioni legate a un collasso globale lento, le cosiddette deformazioni gravitative profonde, che sono la conseguenza da un lato del ritiro del ghiacciaio di valle, quindi dell'acquisita energia di versante che viene naturalmente sfogata grazie a nostra mamma gravità, e dall'altra parte all'accelerazione dei fenomeni legati allo scioglimento del permafrost. E qui vediamo il secondo esempio, forse il più noto, è la frana che ha colpito la cresta del Leone del Cervino nell'estate del 2003, l'estate calda come questa. Questa era la famosa cheminée, era un diedro, vedete la catena che aiutava la salita, quando sono stato io c'era un cordone invece, e questa lastra di ghiaccio è quello che rimane del permafrost. Qui c'era un bello sperone che si è staccato, quindi al posto del diedro abbiamo una placca, e questo è il prodotto del crollo. La quantità di fratture che sono attualmente sul monolite, sulla piramide del Cervino, è tale da far pensare a ulteriori eventi catastrofici in termini relativamente brevi, e il Cervino non è un'eccezione. Riporto qui, e siamo verso la conclusione, l'immagine che ho presentato a un convegno dedicato a Quintino Sella, in particolare alla figura di Quintino Sella e alla cartografia geologica. E qui era per ricordare che la cartografia geologica di fatto è l'anatomia del territorio. E il geologo è il medico di base ed è la base per individuare le patologie e quindi ricercare i rimedi. Quindi è fondamentale come strumento preventivo per la valutazione del territorio, quando attualmente si preferisce aspettare che venga il disastro in modo che dopo vengano fatti i progetti e quindi i progettisti si prendono i loro soldi e, se la cosa va bene, fanno anche poi le imprese, gli interventi, eccetera. Un po' di prevenzione farebbe bene non solo per salvare delle vite umane, ma anche per ridurre il danno economico. Questa è la situazione del progetto. Qui abbiamo tra gli ospiti dei cari amici e colleghi del Servizio Geologico, i quali sono trovati di fronte a una politica che ha negato il completamento del nuovo rilevamento alla scala 1/10.000 per produrre la carta al 50.000 di cui vi ha parlato Bruno Monopoli. Dei 652 fogli ne è stato fatto circa il 40%. Poi il progetto è finito. Non c'era una legge specifica, perché la geologia non merita una legge specifica, nonostante quello che scrisse Quintino Sella oltre un secolo fa. Il progetto è finito e, come ci ha ricordato Monopoli prima, va avanti per iniziativa di qualche regione, in particolare delle regioni a statuto speciale, che hanno quei finanziamenti che le regioni a statuto normale non hanno. Una carta geologica moderna, le ricerche associate, un database digitale che descrivono l'anatomia del territorio, le sue malattie, sono la base per un'efficazione. E qui vedete un po' una casistica di quello che capita e che capiterà, che continuerà a capitare nel nostro territorio, che era già al limite quando l'Italia era abitata da 36 milioni di persone, adesso con 60
È chiaro che anche le zone a rischio sono ormai insediate. Per finire, desidero ringraziare mia mamma, di cui vedete una fotografia. Sapevo che era dalla Val Masimo, l'amico Annì Posto ha detto che è la Valle di Mello. Mia mamma 82 anni fa fece la traversata del Cervino in giornata dall'Oriondè all'Erli con Luigi Carrel, detto il Carrellino, e io la ringrazio non solo per l'affetto del figlio, ma anche, e forse direi soprattutto, perché mi ha spinto ad amare la montagna, mi ha portato in montagna, mi ha insegnato ad amare la natura, ad arrampicare, e quindi di fatto mi ha dato lo spunto per amare il lavoro sul terreno, la field geology. Ultimo ringraziamento è doveroso a mia moglie, che ha avuto la pazienza di sopportare un geologo che se ne andava in su per i monti oppure andava la domenica in istituto e così via. Grazie a loro e grazie a voi. Io spero che Franco ci senta, probabilmente non ci sente, però confido che domani veda Sentirà in rete sicuramente. questi applausi che sono rivolti in pari misura a lui. Giorgio, grazie mille. Elisabetta Erba ha dovuto scappare e è andata a prendere il treno. Inviterei come coorganizzatore e anche past president della società geologica e gli organizzatori e rappresentanti delle accademie e dell'istituto. E vorremmo dare a te ora e a Franco nei prossimi giorni 2 ricordi, uno materiale geologico, non alpino, puoi aprirlo se vuoi. Sì, dai. Basta che tiri. Che lo apriamo. E un altro che secondo me è più importante perché raccoglie le firme di tutti i partecipanti. E noi ringraziamo te per tutto quello che hai fatto per la geologia e per molti di noi personalmente. La confezione ci vorrà mezz'ora prima di aprirla. Sì, qualcosa intanto. Come ingegnere, Andrea, come ingegnere. Allora, dico che dopo aver ringraziato il nostro Andrea, padrone di casa, mi sono dimenticato di ringraziare Emilia, visto che tra i vari titoli che mi hanno riferito sarei uno dei 40. Certo. Lei è la 40 numero 1. Ah, che bello. Bellissimo. No, se casca si rompe. Sì. Grazie. Grazie Posso a te. che dire grazie. Ancora. Grazie a tutti quanti, è stata una giornata veramente bellissima e ci vediamo in questo istituto per le sue prossime iniziative.